È chiaro che quello che è accaduto ieri fa notare ancora di più la strategicità di misure invece di altre infrastrutture ridondanti che cerchino di collegare entroterra e costa in una situazione della nostra regione che ovviamente vede una carenza dal punto di vista di nuove infrastrutture molto significativa. Spero e credo che il 2025 sia l'anno che chiude l'iter autorizzativo completo del tunnel della Fontana Buona e da gennaio 26 poter finalmente traguardare l'apertura di questo cantiere. È fondamentale ovviamente che le istituzioni supportino la manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra arteria principale, cioè l'autostrada, ma anche continuino a perorare la causa di una regione che ha fame di infrastrutture che credo non possa più attendere, e l'evento di ieri non ha fatto altro che dimostrare quanto ce ne sia bisogno. A che punto siamo che con la messa in sicurezza di tutta la rete ci sono anche altri interventi che devono essere completati? Qual è il piano? Dal 2019 ormai che affrontiamo la più grande manutenzione straordinaria di questo paese, poi il dibattito ovviamente è molto alto perché bisogna capire quanto si doveva fare prima rispetto ovviamente al crollo del Ponte Morandi, ma è chiaro che questo tema è assolutamente centrale. Le manutenzioni straordinarie vanno assolutamente fatte, ma altrettanto vero che serve una vivibilità e una convivenza con questi cantieri che non sempre si riesce a garantire in equilibrio. Credo che lo stop a partire da mercoledì prossimo e fino al 5 maggio ci darà una boccata di ossigeno sia per i nostri territori costieri ma anche per quelli di entroterra. Fa parte ovviamente delle scelte che ormai il tavolo istituzionale di cui Regione insieme al Ministero delle Infrastrutture si fa carico insieme ai concessionari porta comunque come beneficio ai nostri territori. Io credo che servano ancora qualche anno di accompagnamento abbastanza significativo e quindi dobbiamo ancora continuare a lavorare per cercare di contemperare tutte le esigenze, la manutenzione e la sicurezza degli utenti, ma anche la vivibilità di una regione che ovviamente ha, oltre all'autostrada, in questo momento solo Aurelia come alternativa vera, ma sappiamo ovviamente che una strada statale non può assolutamente assorbire quello invece che è il traffico ormai molto intenso delle nostre arterie autostradali.